Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Io faccio parte di quella generazione che negli anni 70 e 80 non leggeva il Gazzettino, ritenendolo stampa di regime. Diciamo che eravamo parecchio ideologizzati e anche un po' sciocchini probabilmente, ma questo era un dato di fatto. E un altro dato di fatto è che abbiamo incominciato a leggerlo con gli editoriali di Giorgio Lago e ci siamo affezionati ad un giornale che, diciamo, per tanto tempo non avevamo frequentato. E perché ci eravamo affezionati? Io non sono una critica, non mi occupo di giornalismo, sono una mera lettrice. Ci eravamo affezionati perché Giorgio Lago, come giornalista, era autorevole. Direi che questa parola forse sintetizza tutto. Era autorevole perché era indipendente e non era solo un'indipendenza dalla politica, dai partiti, che per un giornalista dovrebbe essere, come si suol dire, un prerequisito, ma era indipendente, come dire, dalle mode, dal mainstream, come dire, quello che adesso invece inseguono spesso giornalisti e politici. E poi perché scriveva semplice, scriveva in modo che si potesse comprendere. Si affrontava una questione, ti faceva capire di che cosa parlava e dava la sua interpretazione, che potevi condividere o meno, ma era comunque un'interpretazione in cui ti riconoscevi, perché parlava di cose di cui conosceva, perché parlava del Veneto con consapevolezza e con passione, e perché non aveva, come dire, oscurità da dover esibire. Come diceva Meneghello, quando si scrive in maniera oscura c'è qualcosa che non funziona dietro, e invece in Giorgio Lago funzionava tutto. E funzionava sia che parlasse di sport, sia che parlasse di politica, perché come giustamente lui diceva, non c'è un bravo giornalista a seconda dell'argomento, un giornalista è buono o non è buono a seconda che scriva di sport o di politica. Ma un'altra cosa che all'epoca ci convinceva, a noi giovani donne e giovani uomini, era il fatto che Giorgio Lago avesse la capacità di presentire le cose prima che accadessero, non perché avesse la sfera di cristallo, ma perché, essendo un profondo conoscitore e un profondo analista, ha capito prima di tutti, come dire, la caduta dei grandi poteri, la caduta del muro di Berlino, la caduta dei nostri piccoli poteri locali con Tangentopoli, l'avvento della Lega, tutte cose che sono state ampiamente scritte nel libro. E quindi mi trovo molto d'accordo col professor Massimo Cacciari quando dice che è tempo di collocare la sua figura e il suo contributo culturale in un contesto grande, perché Giorgio Lago aveva individuato le caratteristiche del salto d'epoca. La crisi della tradizionale forma partito, il parlamentarismo senza decisione, un apparato istituzionale e amministrativo sempre più inefficace. Per questa ragione, e per questa ragione di affetto, non personale, ma di affetto di lettrice, sono stata molto contenta di concedere le sale dell'Ateneo quando il presidente Baroldi mi ha chiesto di fare questo incontro. Ma c'è anche un'altra ragione. Il mondo di Lago, il mondo di giornalismo di Lago non esiste più. Il giornalismo di Lago era un giornalismo di carta, e quanta difficoltà ha fatto il figlio a reperire tutti gli articoli proprio perché erano solo di carta, e adesso viviamo in un giornalismo digitale dove i giornali di carta praticamente non esistono più. Il mondo di Giorgio Lago era un mondo in cui la comunicazione era monopolio di giornali e TV, mentre adesso viviamo in un mondo in cui la comunicazione è divisa in 1000 rivoli.
alcuni affidabili, altri inaffidabili, alcuni controllabili, altri non controllabili, ma che comunque contribuiscono tutti a creare, come dire, la nostra opinione comune, la nostra cultura o forse la nostra sottocultura. E quindi forse anche ragionare in questa nuova realtà, paragonarla al passato, è come dire uno sforzo importante. Mi sono chiesta cosa avrebbe detto Giorgio Lago di questa nuova forma di giornalismo e di questa nuova comunicazione. Ovviamente non lo sappiamo, è forse anche un esercizio sterile, ma i fondamenti che lui ci ha dato e che sono molto chiari, credo possano aiutarci. Vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio all'Ateneo e lascio la parola al Presidente Baroldi. Ringrazio innanzitutto l'Ateneo Veneto per l'ospitalità preziosa che ci ha dato in questa occasione. Io sono Pier Giorgio Baroldi, Presidente dell'Associazione Paolo Rizzi, ente del terzo settore, che è dedicata appunto a Paolo Rizzi, che è stato, oltre che un critico d'arte, anche un componente attivo del Gazzettino per moltissimi anni, per tutta la sua vita sostanzialmente. E anche per questo motivo abbiamo colto volentieri l'opportunità di fare questo incontro con l'associazione Amici di Giorgio Lago che ci ha proposto appunto questa opportunità. Io cercherò di essere estremamente sintetico, anche perché a parlare saranno i nostri relatori qui vicino. Non ci sarebbe bisogno, credo, di presentazioni particolari, ma lasciatemi svolgere un minimo del mio compito, diciamo, di presentarli. Allora, il professor Massimo Cacciari, filosofo, accademico, professore emerito di filosofia presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, è stato sindaco di Venezia, come ben noto, dal 1993 al 2000. La sua attività intellettuale si è concentrata su filosofia, estetica, teologia e politica, con numerose pubblicazioni tradotte in varie lingue. Vittorio Pierobon, giornalista, scrive per il Gazzettino, del quale è stato per 15 anni vice direttore. Nel corso della sua carriera si è occupato dei grandi accadimenti del nord-est, dalle Brigate Rosse alla Mara del Brenta, dall'incendio della Fenice al Mose, un attento testimone e cronista dell'evoluzione del nord-est, argomento molto caro naturalmente a Giorgio Lago. È stato presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, autore di numerose pubblicazioni. Aggiungo infine che anche sino alla scorsa edizione è stato presidente della giuria del premio Rizzi, costruendo e consolidando il successo del premio stesso. Ecco. Infine Francesco Chiavacci Lago, vicepresidente dell'Associazione Amici di Giorgio Lago, dedicata al padre, curatore con Francesco Iori della nuova opera che verrà presentata stasera, importante per la quantità e la qualità di testi pubblicati riguardanti non solo il Veneto, ma il nord-est naturalmente, ma anche il mondo intero. Io direi a questo punto abbiamo un breve filmato con alcuni brevi interviste a Giorgio Lago che pregherei la regia di far andare. Ha deciso di fare il giornalista Giorgio Lago? Ma non lo so, è molto per caso, potrei usare una battuta solo perché mi sono ritrovato in un certo momento a conoscere dei giornalisti, dei bravi giornalisti sportivi nazionali, e ho cominciato un'avventura partendo nel giorno del mio compleanno, un 1° settembre di tanti anni fa, e partendo per Milano così all'avventura. Ecco, non c'è stato un inseguimento, non c'è stata una ricerca, forse era dentro di me, vedendo in retrospettiva sento che avevo molta curiosità, sento che avevo molta voglia di raccontare, assieme agli amici avevo molta voglia di dire la mia. Ecco, forse la spinta, la molla che mi ha buttato verso il giornalismo era la voglia di partecipare e di dire la mia. Personalmente amo spiegarmi.
tentare di spiegarmi. Quando non riesco a spiegarmi, quello che ho scritto è un fallimento. Non mi interessa la bella cosa, la cosa scritta bene, mi interessa essere capito dal più largo numero di lettori. Dico sempre che ho bisogno che mi capisca il contadino, che mi capisca il barbiere. Non scrivo mai pensando, non penso mai a un avvocato, non penso mai a un professore universitario, anzi me ne frego assolutamente di quella che è il mio plafond, piccolo plafond culturale, ma tendo sempre di renderlo popolare. È un giornalista, un opinionista di Repubblica, è la persona che mi ha maggiormente insegnato a capire il Veneto, Giorgio Lago. Grazie. Siamo come pazzi, perché abbiamo l'Europa che ci chiede e ci obbliga a sacrifici. Dobbiamo farli, dobbiamo diventare europei, è giusto farli, stringiamo i denti. Poi abbiamo la globalizzazione e l'economia che chiede efficienza, di essere bravissimi, di studiare, di aprirci la testa, di imparare 4 lingue, di diventare con 7 computer, eccetera. E anche questo dobbiamo farlo, soprattutto tra i giovani. Detto questo, però, dove attacchiamo questa spinta enorme a far tutte queste cose insieme, se non abbiamo un senso dello Stato, un luogo al quale crediamo, se non capiamo che sacrifici, cambiamenti culturali, rivoluzione del modo di pensare, eccetera, se questo non c'è un patto tra di noi, se i vecchi valori, diceva il ragazzo, se i vecchi valori sono scomparsi e noi non riusciamo a ritrovarci in un luogo dove ci sia un valore, in cui quando diciamo Stato sappiamo che c'è servizio, sappiamo che c'è dignità, decenza, onestà, che c'è un pelo di valore da ritrovare insieme. Questo è un punto, perché se no diventiamo tutta una serie di macchinette impazzite, non solo a nord-est, ma ovunque, dove non riusciamo a trovare dentro quella radice. Il nostro amico contadino prima aveva una radice, noi la dobbiamo reinventare, non possiamo ritrovare quella, dobbiamo ritrovare radici forti, nuove motivazioni, ma non possiamo continuare a restare neutri, non avere senso del paese, non aver senso di vincere insieme una sfida. Cioè tutto questo lo vogliamo ricostruire o siamo convinti di essere una somma di piccoli computer che debbono riuscire a fare assolutamente soltanto il fatturato? Se il nord-est crede a questo e se l'Italia e l'Europa crede a questo, io sono convinto che non andremo da nessuna parte. Senza motivazione, senza identità, senza senso di appartenenza, senza un minimo di valore, non si va da nessuna parte. Meglio essere o meglio apparire? Meglio essere. Apparire è una forma indecente che sta sublimandosi oggi oltre ogni pudore. Anzi, il dramma di oggi è che esiste l'apparire, non l'essere. Bene, ecco. Allora, adesso sentiremo i nostri ospiti, i nostri relatori, e passerei la palla a Vittorio Pierobon per animare, diciamo, il dibattito sui contenuti della storia, diciamo, un po' del libro e ovviamente di Giorgio Lago. Grazie. Buonasera a tutti. Premetto che per me questa occasione è molto particolare, perché io nella mia carriera, nei miei inizi di carriera, ho avuto 2 grandi giornalisti che mi hanno insegnato, perché questo è il nostro mestiere che non si impara tanto, contano molti libri, però poi si impara sul campo. I 2 giornalisti sono stati Paolo Rizzi e Giorgio Lago, quindi oggi mi ritrovo ad un evento che ricorda Giorgio Lago organizzato dalla Paolo Rizzi. Se dovessi parlare di Lago, anzi se devo parlare di Lago, potrei parlare tantissimo, perché ci sono molti Giorgio Lago. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo ancora quando ero io molto giovane, ancora un collaboratore,
e lui per me quindi era qualcosa di irraggiungibile, nel senso che era già nel giornalismo un nome molto forte, un mito per chi faceva questo mestiere, e però ricordo che lui sempre nei miei confronti, come nei confronti degli altri giovani che si avvicinavano a questa professione, aveva sempre grande rispetto, grande considerazione. Se doveva anche dirti che qualcosa non andava, lo faceva sempre con grande leggerezza, che era un po' la sua caratteristica, un uomo di grande carisma, di grande personalità, ma anche di grandissima sensibilità, ingredienti che ha utilizzato sempre nella professione. Prima di esaminare i suoi scritti, io vorrei ricordare il Giorgio collega al Gazzettino. Io l'ho conosciuto, dicevo prima, da collaboratore e poi da collega quando sono stato assunto, e lui era il capo della redazione sportiva. Lavoravamo, la redazione dove lavoravo io, che era la Cronaca di Mestre, era praticamente di fronte, c'era solo un corridoio in mezzo, alla redazione sportiva. Ebbene, la sensazione era che in quell'ufficio ci fosse un qualcosa di diverso, di più forte. Effettivamente la figura di Lago ha portato lo sport del Gazzettino a diventare uno sport a livello nazionale, come articoli, come contenuti e anche come presenza sul campo. Con Lago c'era una redazione di 6 giornalisti sportivi che seguivano tutti gli avvenimenti in giro per il mondo, una cosa che adesso nessun giornale fa, non il Gazzettino, nessun giornale fa. E lui, con la sua penna, e lo vedrete leggendo la prima parte del libro che è dedicata agli scritti sportivi della sua prima parte di carriera, con i suoi scritti ha già messo il segno su quella che era la sua carriera. Cioè lui non era un giornalista di sport, lui era un uomo di cultura che sapeva usare splendidamente parole e cervello. Poteva fare il giornalista come ha fatto, ma poteva fare l'avvocato, poteva fare qualsiasi professione dove bisognasse parlare, scrivere e pensare, che non sono cose che tutti sanno fare. Lui le faceva benissimo. Quindi lui, quando era capo dello sport, era già di fatto il giornalista più importante del Gazzettino, nonostante che lo sport, parliamo degli anni '80, nelle gerarchie con un po' con la puzza al naso, non fosse considerata la prima sezione di un giornale, anzi lo sport era quello dove andavano spesso gli scarsi. Non era così con Giorgio Lago, lui era la firma più autorevole, nonostante che all'epoca al Gazzettino ci fossero personaggi del calibro di Paolo Rizzi, Giampiero Rizzon, Ivo Prandin, Franco Escoffier, bei nomi, bei professionisti. Lui spiccava assolutamente e aveva conquistata questa sua autorevolezza con i suoi scritti, che non erano le cronache. Lui non andava a fare la cronaca di una partita o di un evento sportivo, andava a fare un affresco. Oppure, come è capitato, faceva il giornalista di cronaca e di politica. Lui ha scritto delle pagine, purtroppo, tra virgolette, meravigliose della strage di Monaco di Settembre Nero. Lui era lì come inviato per le Olimpiadi per lo sport e si è trovato a raccontare la strage che è avvenuta. Tra l'altro avvantaggiato dal fatto che soffriva di insonnia, dice lui, raccontava lui, e che quindi quando c'è stato l'assalto lui era già sveglio, quindi è stato tra i primissimi a scoprirlo. Oppure quando è stato inviato alle Olimpiadi di Mosca nell'80 ha scritto dei pezzi, mi pare che si chiamasse Diario Cirillico, il pezzo quotidiano che scriveva, che era una disamina politica della situazione che c'era in Russia in quegli anni. Ora, con queste premesse, che lui diventasse direttore del Gazzettino era molto possibile nella logica dal punto di vista meritorio, non nella logica di altro tipo. Tant'è vero che, e poi fra un po' mi taccio, il Gazzettino, che era stato da poco acquisito da una cordata di imprenditori veneti guidata da Luigino Rossi, di cui facevano parte personaggi come i fratelli Benetton, Riello, René Cauvilla e molti altri. Quando ha acquisito il giornale e quindi lo ha strappato a quella che era stata, come diceva la Presidente Magaraggia, la fase in cui non si leggeva il giornale perché era troppo etichettato politicamente, invece questi imprenditori hanno cercato di dare una linea diversa. Per la verità, diciamolo francamente, hanno sbagliato il primo cavallo, perché volevano togliersi l'etichetta di democristiani
e hanno dato la direzione a Gustavo Selva, che insomma aveva un certo trascorso, anche seppur un grande professionista. La direzione Selva, anche qui parlo in maniera proprio schietta perché sono cose storiche, è stata abbastanza deludente per il Gazzettino, molto meno deludente per lui perché in quei mesi è riuscito a candidarsi ed a venire eletto al Parlamento europeo, quindi è andato in Europa e ha lasciato il Gazzettino. A quel punto gli editori non potevano sbagliare una seconda volta e hanno giocato in casa, hanno preso il jolly che avevano in casa, pur con molte riserve, perché come dicevo prima, affidare a uno che fa sport, che scrive di partite, il Gazzettino sembrava un salto troppo in avanti. In realtà è stata la fortuna del Gazzettino, è stata la fortuna di questi imprenditori ed è stato l'inizio di un grande rilancio che ha portato il Gazzettino a diventare il 7° giornale d'Italia con una vendita quotidiana di copie vendute di 142.000 copie. Numeri che non sono raffrontabili con l'oggi, perché oggi forse 142.000 copie le vende il Corriere o giù di là, perché è cambiato completamente tutto, ma questo sarebbe un altro discorso. Chiudo dicendo che la direzione Lago non è stata diversa dal Lago giornalista allo sport. Lui ha continuato con lo stesso stile, aperto a tutti, disponibile sempre a capire, a dialogare e poi soprattutto aperto al futuro, al progresso, al nuovo. Ha cambiato completamente le gerarchie del giornale, ha creato una squadra di giovani capi cronisti, ha svecchiato e ha dato fiducia ai suoi uomini. Cioè chi lavorava al Gazzettino aveva capacità per fare qualsiasi cosa, perché se era lì voleva dire che aveva le qualità. In quell'epoca, in prima pagina sul Gazzettino, i fondi li scrivevano molto spesso, quasi sempre, i giornalisti del Gazzettino. 45 righe, ricordo la misura, perché altra cosa che Lago voleva, l'articolo doveva chiudersi in prima pagina, come si usava nei giornali francesi, perché il lettore si stanca, poi si dimentica di girare, andare in 24esima pagina e non finisce l'articolo. Mentre la sua regola si comincia e si finisce in prima. Tanto diceva, in 45 righe puoi scrivere tutto. E l'unica raccomandazione, non voleva neanche, gli diceva scrivi, ma vuoi vederlo? No, lo leggo domani. Cioè lui aveva totale fiducia nei suoi uomini. L'unica raccomandazione che faceva era la chiarezza, e lo ha detto anche prima nel filmato. Non scriviamo per i professori dell'università, non scriviamo per le persone colte, anche per loro, ma scriviamo soprattutto per la gente del popolo, per la base, che poi era tra l'altro il vecchio motto di Talamini, il fondatore, il giornale dei Veneti per la gente veneta. E lui questo faceva. E ricordo con una cosa curiosa, l'ho già detto in altre occasioni, ma secondo me è emblematica, lui quando ci trovava di fronte a una frase poco chiara, oppure a un concetto che secondo lui poteva essere ostico, faceva il test centralinista, chiamava i suoi amici centralinisti, erano suoi amici perché lui dava e si faceva dare del tu da tutti, e i centralinisti, fatalità, erano quasi tutti trevigiani, e siccome la maggior parte delle telefonate arrivavano per Lago, quindi c'era un rapporto abbastanza stretto. Allora alzava il telefono e diceva, ascoltimi, se mi scrivo così, cosa ti capisci? Se il centralinista coglieva, allora la frase poteva andare. Quindi il centralinista diventava un redattore del giornale. Mi fermo, magari dopo ne diremo altre cose. Io sono stato molto leggero, molto aneddotico sulle cose, però il libro è molto molto più profondo perché parla di 42 anni di giornalismo e parla soprattutto del nord-est, termine che faccio notare ha coniato Giorgio Lago, perché prima si diceva Triveneto o Tre Venezie, come del resto lui ha coniato il soprannome Pablito a Paolo Rossi, che tutti adesso in Italia lo chiamavano Pablito, made in Giorgio Lago. Dicevo, questo è un libro dove ci sono molti contenuti e soprattutto c'è la storia di Giorgio, giornalista, uomo di Veneto, razza Piave, come ci teneva a dire, è impegnato per far sì che il suo Veneto crescesse, il suo Veneto migliorasse. L'ultima parte della carriera e dell'attività professionale di Giorgio è stata molto legata
al movimento che voleva far sì che il Veneto diventasse più autonomo, che acquistasse più autonomia dal centralismo romano, come diceva anche nell'intervista. Il Veneto ce la può fare con le sue gambe, come i giornalisti del Gazzettino potevano farcela da soli, così il Veneto poteva farcela da solo, senza però questo significare che voleva allontanarsi da Roma, dall'Italia come Stato, cioè nessun tipo di secessione, ma soltanto una diversa distribuzione dei ruoli. In questo, e qui mi rivolgo a Massimo Cacciari, in questo lui ha avviato una grande battaglia, quella che è stata chiamata poi il tentativo di riforma, che voleva dire meno autonomia, cioè più autonomia al Veneto e meno controllo dal romano, il federalismo. Però questo suo sogno è rimasto incompleto e ti chiedo perché. Una lunga amicizia e molta stima mi legano a Giorgio Lago e anche riconoscenza, perché durante anni difficili, ancora prima di diventare sindaco, di fatto l'ho sempre avuto vicinissimo, malgrado il suo giornale non fosse proprio sulla linea politica che io in qualche modo rappresentavo. Mi è sempre stato vicino, mi ha sempre sostenuto in momenti molto, molto difficili, quindi ho anche una personale riconoscenza nei confronti di Giorgio. Sulle questioni riguardanti il mutamento di epoca segnato dalle nuove forme di comunicazione è già stato detto. L'epoca di Giorgio Lago è un'epoca assolutamente tramontata, non c'entra più assolutamente nulla con l'oggi. Però va anche detto con realismo che anche le battaglie che Giorgio ha fatto, perché è stato un combattente politico e ha fatto del suo giornale un organo di lotta politica. Se il Gazzettino con Giorgio Lago è diventato così importante come è stato riferito, ed è vero perché era diventato un punto di riferimento nazionale per capire le dinamiche di una certa Italia, e quelle speranze, quelle prospettive sono naufragate. Che epoca era? Era l'epoca a cavallo della caduta del muro, in cui anche nel nostro paese si potevano aprire, si sarebbero potute aprire prospettive davvero nuove, no? Perché caduto il muro si poteva sperare, e Giorgio Lago lo sperava, finalmente ad una Europa davvero unita, politicamente forte, dotata di una sua politica mediterranea. Quante volte anche interviste che feci con Giorgio, tante su questi temi. E da un lato, e all'interno una prospettiva di riforme istituzionali vere. Giorgio non era quei retori che dicono la nostra Costituzione è la più bella del mondo, eccetera, eccetera. No, la nostra Costituzione andava modificata, perché il mondo era cambiato e le Costituzioni devono seguire i tempi. Non si trattava di dire che adesso non c'era più la sovranità popolare, non è più fondata sul lavoro, eccetera, eccetera, ma si trattava di cambiare i rapporti tra potere centrale e realizzare in una prospettiva federalistica il regionalismo della Costituzione, perché la Costituzione italiana ha una prospettiva regionalistica. Regionalismo non vuol dire federalismo, tantomeno il regionalismo che si è realizzato in Italia, che è una cosa oscena, va bene? Oscena, squilibratissima al suo interno, regioni che non contano assolutamente nulla e regioni che sono come Olanda e Belgio messi insieme, eccetera, eccetera. Cioè
uno sproloquio dal punto di vista costituzionalista. Andava modificato, andava rivisto il sistema regionale, andavano create delle vere macro regioni, a quelle macro regioni si dovevano conferire poteri veri, non soltanto come adesso è e continua ad essere, distribuendo risorse centrali che vengono dal centro per scopi limitatissimi, sostanzialmente sanità, ma veri stati che dovessero essere responsabili anche per quanto riguarda la riscossione delle entrate, perché se tu non sei responsabile nella riscossione delle entrate non sei responsabile, è evidente. Un ente di puro trasferimento è un ente deresponsabilizzato per definizione. Quindi occorreva mettere mano alla Costituzione radicalmente. Questo è il federalismo, che non c'entra nulla con regionalismo, nulla, perché noi siamo in un assetto regionalistico che ovviamente non solo non funziona, ma è una delle cause della crisi italiana, perché l'attuale assetto regionalistico è una delle cause del deficit dello Stato, è una delle cause delle disfunzioni amministrative, tecnico-burocratiche amministrative di questo Paese. All'inizio degli anni 90 sembrava che si potesse mettere in marcia questa prospettiva di riforme. Sembrava possibile, c'era stata la riforma Bassanini, qualcosa si era combinato a livello d'ente locale, l'elezione diretta dei sindaci, e lì davvero il rapporto con Giorgio Lago in quella stagione fu strettissimo, insomma, fu strettissimo. Se venni eletto sindaco sostanzialmente la prima volta lo devo a Giorgio Lago e al lavoro che fece il Gazzettino, lo dico molto chiaramente. Mi fece la campagna elettorale, la vera campagna elettorale la fece il Gazzettino e Giorgio Lago. Contro la Lega, perché? Perché la Lega è l'opposto del discorso che abbiamo appena fatto. La Lega era l'opposto e Giorgio Lago lo sapeva perfettamente. Va bene? La Lega era o secessionismo, e lasciamo perdere le liturgie, le mitologie, che quelle fa parte del folklore, ma secessionismo, che è una cosa seria, una prospettiva, perché no? Si possono fare anche le guerre civili su prospettive secessionistiche. In Spagna l'hanno rischiata 2 anni fa, quindi vedete che non è. Oppure che cosa? Peggio, quello che sta accadendo adesso, cioè egoismo regionalistico. Ci teniamo le regioni, non cambiamo niente, ma ci teniamo i soldi. Non cambia niente, ma ci teniamo i soldi. L'assetto generale non cambia niente, ma ci teniamo i soldi. Questa è la strategia della Lega. Prima secessionismo e adesso egoismo regionalistico. Cioè, l'opposto di Giorgio Lago. Perché molte volte sento dire che Giorgio Lago era, capiva la Lega. Capiva cosa? Cosa? La prospettiva di Giorgio Lago era opposta a quella della Lega, ma altrettanto opposta a che cosa? Altrettanto opposta all'eterno conservatorismo della sinistra, del centro-sinistra. La Costituzione non si tocca, se si tocca peggiorándola, come è stato fatto, non si tocca, e sostanzialmente non si tocca perché? Perché deve mantenersi il centralismo romano. La storia fondamentale con qualche eccezione, qualche uscita di Napolitano negli anni 90, eccetera, eccetera, ma la cultura della sinistra italiana era e rimane una cultura centralistica, non federalistica. Quindi da un lato quelli che con Giorgio Lago fecero quella battaglia rimasero schiacciati tra secessionismo o peggio leghista e centralismo delle forze del centro-sinistra, e siamo stati perfettamente schiacciati. Perché qualche sindaco, qualche sindaco, eccetera, eccetera, no? Il famoso sindaco di Oderzo, adesso non mi ricordo più il nome, ma tanti altri come lui, sostenuti anche loro da Giorgio Lago, dal Gazzettino, eccetera, eccetera, vennero addirittura cacciati dalla Lega. Quelli che della Lega si trovavano con il sottoscritto su una prospettiva federalistica vennero cacciati praticamente o eliminati politicamente. La Lega secessionista o regionalista nel senso che ho detto, gli altri, i sindaci, le autonomie locali, cacicchi, D'Alema. Questo era.
e Giorgio Lago schiacciato in mezzo. Fallimento totale, sconfitta completa. Volevo restare sulla Lega, perché Giorgio Lago era lontano dal secessionismo leghista, però lui nel suo spirito giornalistico voleva capire tutto ciò che era nuovo e ha cercato di capire anche la Lega, ha dato anche spazio alla Lega, anche perché poi la Lega ha tante anime, appunto si può andare da Beppi Covre a, dico un nome, a Vannacci, così dico. No, scusa, Covre non c'entrava niente, Covre non c'entrava niente, cioè Covre non c'entrava niente con Bossi e con... Esattamente. Certo. Però nonostante ciò, per alcuni detrattori Lago era leghista, al punto che c'era il nome Giorgio Lega. Che... È quello che sto dicendo, perché da un lato c'era il Bossi e gli altri che lo detestavano e detestavano quelli che seguivano un certo ragionamento sul nord-est, su cui adesso vengo, e dall'altra parte c'erano gli apparati, sostanzialmente gli apparati dei partiti romani che sono culturalmente centralisti, non c'è niente da fare, o al più regionalisti in un senso che è peggio ancora tutto sommato di quello che ho detto prima, no? Perché si tratta semplicemente di mantenere delle regioni in un assetto regionalistico insensato, no? Come quello che regione è la Lombardia, regione è il Piemonte, il Veneto, regione è la Lucania, la Basilicata, e vogliono mantenerle, va bene così e si divertono ogni tanto appunto a fare dei mega sondaggi elettorali per vedere chi vince, come adesso, no? Nelle Marche o nelle cose. Questo era la cosa che Lago si sforzava di capire era il nord-est, cioè la terza Italia, va bene? Prima di Lago una serie di sociologhi, economisti, eccetera, eccetera, scrissero tutta una serie di pubblicazioni di grande interesse definendo una terza Italia, no? Guardate, non c'è soltanto il nord e il sud, no? Si sta delineando tra Marche, Emilia Romagna, Veneto, eccetera, eccetera, una terza Italia che è caratterizzata da alcune cose, cioè mobilità sociale, trasformazione dei vecchi ceti, delle vecchie classe operaia, diciamo, la capacità da parte di questi settori della composizione sociale di riciclarsi e di dar vita ad una rete di piccola industria, di artigianato, eccetera, eccetera, no? Quindi una terza Italia caratterizzata da grande trasformazione nella composizione sociale e da grande capacità imprenditiva, e questo interessava Lago. Certamente la Lega si afferma anche negli anni '80 grazie a queste trasformazioni sociali, no? Chi ha seguito quegli anni lo sa bene, no? Quando io andavo in giro a Valdagno, nel Veneto, eccetera, eccetera, a fare campagne elettorali e così via, no? Mi trovavo continuamente di fronte a un pubblico che intervenivano ed erano leghisti ed erano vecchi compagni del PC, operai. Cioè una regione anche dal punto di vista culturale e sociale di grandissimo interesse, e Lago era curiosissimo di questa trasformazione che la sinistra non capiva, di cui la sinistra non capiva niente, non qualcosa, niente. No, perché questi ex operai che si riciclavano massicciamente, eccetera, eccetera, la crisi industriale e la crisi di questa rete di artigianato, piccola industria, quelli erano gli evasori. Quelli erano coloro che evadevano. Vagli a spiegare che sì, magari cercavano di evadere, ma per tenere in piedi questa attività, per dar vita a questa attività, non c'erano grandi incentivi per lo start-up, va bene? Ci dovevano arrangiare e quindi ci arrangiavano come potevano. E lavoravano loro e davano lavoro. Giorgio Lago era interessatissimo, viveva queste trasformazioni e le interpretava, e le ha interpretate tra i primissimi. C'erano stati prima libri, interventi, convegni sull'argomento, ma dal punto di vista giornalistico della comunicazione appunto semplice, Giorgio Lago è stato il primo e forse l'unico a intenderli veramente, perché i grandi giornali nazionali
sono venuti buoni ultimi quando sono venuti a cessare di dire lì nel Veneto ci sono gli evasori fiscali, punto e basta, saluti, no? E votano Lega perché evadono il fisco, e la Lega è quella che difende gli evasori fiscali, e ste balle tremende, no? Quindi anche da questo punto di vista essere schiacciati, no? Essere schiacciati tra un ceto politico che non capisce niente di queste trasformazioni o le derubrica a fenomeni negativi, come ho detto, e dall'altra parte gli apologeti, altrettanto pericolosi, altrettanto stupidi, no? Quello che bello, la Terza Italia, che meraviglia, piccolo e bello, vi ricordate? Il piccolo e bello, anche quello Lago diceva, siete dei poveri coglioni, perché il piccolo è bello quando il piccolo si mette insieme, quando il piccolo coopera, quando il piccolo dà vita a un forte associazionismo, quando il piccolo ha i soldi per investire in trasformazione tecnologica, eccetera, eccetera. Se no il piccolo è orrido, no bello, e dura un mattino il piccolo. Anche lì schiacciati in mezzo, no? Tra gli idioti del piccolo e bello, gli apologeti del modello bello, il modello Veneto, no? E quegli altri che... E cosa volete fare? Questo è il ceto politico italiano, che ha condotto il Paese nella situazione in cui si trova. Ma la Meloni dice che va benissimo tutto, e quindi avrà ragione lei. Ti faccio ancora una domanda e poi magari sentiamo anche Francesco. Posto che la Meloni non abbia ragione, cosa si potrebbe recuperare di tutto il lavoro fatto da Giorgio con i sindaci? Cioè, dalle macerie c'è qualcosa da cui ripartire? Le cose sono lì, stanno lì, può darsi che qualcuno prenda su la bandiera, cioè voglio dire, non è, sta lì per terra. Qualcuno la può riprendere, perché non si può riprendere la bandiera delle riforme sensatamente? Perché nessuno più ne parla. L'unica riforma di cui si parla è sto abborracciato presidenzialismo che non è né carne né pesce. A questo proposito con Lago tante volte abbiamo parlato, forse non è una brutta idea il presidenzialismo, forse, in una situazione come quella italiana, perché anzi dicevamo, e lo diceva anche il mio maestro Miglio, si diceva in un riassetto federalistico vero, nel senso che fai le macro regioni e quelle macro regioni le doti di effettivo potere, va bene, in questo disegno, un'elezione diretta del Presidente della Repubblica all'americana può funzionare, perché no? No, la sinistra, per carità di Dio, il presidenzialismo, lì bisogna essere parlamentaristi a prescindere, anche se è ormai evidente in tutti i paesi del mondo che il puro parlamentarismo non funziona. Ma certo, fare un presidente con le attuali regioni cioè le riforme o sono di sistema o non sono riforme, come bisogna dirlo. Sono 30 anni che a partire appunto dai discorsi che con Giorgio Loera lo si dice, devono essere le riforme funzionano se sono di sistema, quindi metti mano alle regioni, bene, fai anche il Presidente della Repubblica eletto, ma fare il Presidente della Repubblica con l'attuale assetto regionale, con l'attuale forma parlamentare e in più mantenendo anche il Presidente della Repubblica, no, perché adesso non fai il Presidente della Repubblica, fai il Presidente del Consiglio di fatto, eleggi direttamente, perché si mantiene il Presidente della Repubblica, cioè follie, ma come si può ragionare in sto paese? Con dei folli. E allora le riforme, la bandiera delle riforme serie sta lì, e che se qualcuno la prende in mano, ma dove stanno? Chi ne parla di riforme serie? La Meloni parla di questo incredibile presidenzialismo, gli altri dall'altra parte di niente, e quindi che cosa vuoi fare? E dopodiché quella situazione economico-sociale si è modificata, mica in peggio, tutto sommato, no? Cioè, ci potrebbe essere un serio interesse anche imprenditoriale.
quante volte lo si è detto. Insomma, su queste questioni dovrebbero muoversi anche le organizzazioni imprenditoriali. Siete interessati ad una riforma istituzionale? Pensate che possa funzionare? E dite la vostra, no? L'unico imprenditore qui nel Veneto a cui ho sentito fare un discorso politico, ma ormai 30 anni fa, è Mario Carraro. Cioè, basta, non ho più sentito altri imprenditori veneti che facciano un ragionamento politico. Mai sentiti? Quindi i soggetti per le riforme sono i media, ma adesso i media sono, sai, i giornali appunto come tu hai detto, cioè, cosa contano? Le televisioni, i giornali hanno un pubblico dai 50 anni in su. Non c'è un ragazzo che veda la televisione e un ragazzo che legga un giornale. Questa è. Quindi lì influisci su un'opinione pubblica già straformata, i corpi intermedi, mania di Lago, no? La forza dei corpi intermedi, lì far leva su quelli, i corpi intermedi sono senza voce politica. Tutti i sindacati, no? A partire da quelli dei lavoratori, a partire dai sindacati, chiamiamoli sindacati degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, tutti i corpi intermedi sono senza voce, proprio totalmente, non parlano più di politica. Ma ci ricordiamo cos'erano i sindacati e cos'era una Confindustria con a capo Gianni Agnelli? Mancano anche i leader. Ma robe da matti, sì, appunto, voglio dire, cioè, è incredibile la catastrofe che è avvenuta, no? Giornali che non contano più niente e direi per fortuna, perché leggendo gli attuali giornali dico per fortuna che nessuno li legge, no? Per fortuna. Deve difendere la categoria. Se devo stare a leggere Repubblica e il Corriere, ma per fortuna di Dio che nessuno più li legge, per carità. Questa è la cosa, questa è la situazione. Allora i corpi intermedi non ce l'hai, i sindacati corpi intermedi non ce l'hai, i giornali non ce li hai. Senti, dopo questa ventata di ottimismo, vabbè, no, Massimo è così, è lucido, freddo e dice le cose come stanno. Però poi non è che portino all'entusiasmo. Un po'. No, ma guarda che è così, cioè voglio dire, come diceva per l'appunto Gianfranco Miglio, insomma, sei in un'epoca in cui o tu passi attraverso un esercizio di realismo anche spietato, o se no tutte le tue speranze sono vane, sono chiacchiere, sono trombetteria, capito? Sono quella è propaganda, no? Come ieri il discorso della Meloni, cioè propagandistico, puramente propagandistico, no? Non dà un numero, non dà una cifra, non dà niente. Vabbè. Del resto siamo in una società dell'apparire, che come Giorgio diceva... Esattamente nella società dell'apparire, non dell'apparire. Adesso vorrei farle parlare Francesco Lago. Dopo... E ti do un compito neanche facile, Francesco, smentire Massimo Cacciari. No, nel senso che lui ha detto, ed è condivisibile, che il giornalismo è in crisi, che i giornali vengono letti poco, che i giovani non leggono i giornali. Però voi, con il premio Giorgio Lago, Juniores, state invece in qualche modo tentando di dare una sterzata o comunque un piccolo segnale. Ci racconti come funziona questo premio che è giunto alla 10ª edizione? Sì, devo dire che quest'anno è un anno importante perché oltre ad essere i 20 anni appunto della morte di mio papà, io parlo sempre anche a nome ovviamente di mio fratello Paolo che fa parte del direttivo dell'associazione. Quest'anno dicevo un anno importante perché sono i 20 anni e abbiamo voluto celebrarli con questo libro che è il quarto della serie e è stato fortemente voluto soprattutto noi della famiglia perché è l'unico veramente completo.
uno legge questo libro e si rende conto anche della complessità della figura del pensiero di mio padre, perché se no gli altri, che sono dei bellissimi libri che erano stati curati dal centro studi dell'Università di Padova, a lui intitolato, erano molto settoriali, molto più incentrati sul riformismo, sulla politica. Mancava tutta quella parte, intanto di sport, da cui, come dicevi tu, si capisce benissimo che era un grande appassionato di politica e che già dai primi anni era in grado di scrivere di tutto. E poi mancavano le interviste, tra cui la tua bellissima intervista, da cui si capisce l'uomo, e mancavano tutti quei pezzi che lui ha scritto nell'ultimo periodo per il gruppo Espresso, che sono dei pezzi bellissimi, perché lui, non essendo più stato legato all'attualità dell'articolo del fondo sul Gazzettino da direttore, si poteva esprimere in questa rubrica della domenica dove scriveva di tutto. Qui abbiamo messo solo una piccolissima parte degli articoli, tipo quello che viene spesso citato, in cui lui, girando per Castelfranco, vede questo platano secolare che viene abbattuto e da lì costruisce un pezzo che è un capolavoro di giornalismo, di riflessione. È ovvio che pezzi così non poteva scriverli da direttore del Gazzettino. Per cui noi, dicevo, stiamo celebrando questi 20 anni con questo libro di cui siamo assolutamente fieri e soddisfatti. E quest'anno, il 1° ottobre, si apre la 10ª edizione del premio Giorgio Lago Juniores, che è questo premio giornalistico dedicato alle ultime classi dei ragazzi delle superiori di tutto il nord-est. E questo premio all'inizio è partito un po' così, ha fatto un po' fatica, anche perché a metà c'è arrivato il Covid, per cui non potevamo andare a incontrare ragazzi nelle scuole, e dopo negli ultimi anni questo premio è veramente esploso, perché migliaia di studenti ogni anno, leggendo i suoi articoli, poi loro scrivono questo elaborato, una giuria composta dai direttori di tutte le testate del nord-est giudicano i migliori, che vincono delle borse di studio per l'università, e da quest'anno vinceranno anche un corso di giornalismo. La cosa più bella è che in questi 10 anni ce ne sono già 8 ragazzi che scrivono. Uno è diventato uno scrittore, Giacomo Mazzariola, ha scritto già 2 libri per Einaudi, adesso collabora con la RAI, 4 sono già pubblicisti e altri 4, quelli degli ultimi anni, stanno collaborando regolarmente. Dicevo oggi al telefono a Vittorio che in tutto questo clima io non sono giornalista ma lo vivo da sempre, questo clima di assoluto pessimismo, disincanto nei confronti della professione giornalistica, invece anche i giornalisti che vengono con me nelle scuole si rendono conto che c'è ancora grande entusiasmo. Infatti ci avvicinano questi che dicono io sogno di fare un giornalista, e che Coglione ogni volta gli dice sì, tu matto, fa qualcos'altro, a studiare giurisprudenza eccetera, ma loro invece insistono. Cioè la fascinazione di questa professione è ancora forte nei ragazzi, nonostante il calo drammatico delle vendite, loro hanno ancora questo entusiasmo. E questo è il nostro progetto principale, ormai è un progetto a cui lavoriamo 12 mesi all'anno, in cui sono coinvolte Regione, tutte le province del Veneto, l'università e tanti altri enti, l'ordine dei giornalisti ovviamente, e per cui siamo molto soddisfatti di questo, soprattutto della risposta dei ragazzi che continuano a leggere e a imparare dagli articoli di mio papà. Io credo che il premio Giorgio Lago dovreste rivolgervi dovreste mettere come obiettivo, sentire dai giovani come intenderebbero, come vorrebbero, come concepirebbero una presenza all'interno del mondo dei social. Perché se tu non conquisti quel mondo, se quel mondo continua a essere terra di nessuno, predato da ogni tipo di chiacchiera, di volgarità, eccetera, eccetera, non esci.
Cioè bisogna trovare il sistema di riempire quel mondo di contenuti buoni, quel mondo di contenuti buoni. Non puoi scrivere in quel mondo come scrivi sul Repubblica, sulla Stampa o sul Gazzettino, non puoi, devi trovare un altro linguaggio, e quindi bisogna insegnare ai giovani intelligenti di conquistare quel mondo con contenuti buoni e con un linguaggio che non può essere quello del vecchio giornalista, non esiste. Questa è la sfida vera che voi avete davanti, questa è la sfida vera, se no nei giornali ci può essere l'articolo buono, l'articolo cattivo, ci può essere il ragazzo intelligente, il ragazzo stupido, ci può essere tutte queste robe qua, ma il giornale come tale, così come la televisione, sono finiti. Sì, infatti ci sono, guardi, giovedì prossimo siamo a presentare il libro Oderzo, ricorderemo Beppi Covre, e fra un mese saremo a Vazzola, città natale di mio papà, e lì la presentazione verrà condotta da questa ragazza, Beatrice Zabotti, che scrive per QDP News, che è un giornale della sinistra Piave online, e loro sono molto forti nei social. Quindi, tra l'altro, a proposito, 2 anni fa, perché il tema del premio Giorgio Lago cambia ogni anno, quest'anno è Olimpiadi sfida di pace, visto che insomma, mio papà ha seguito 4 Olimpiadi dal vivo e altre 4-5 da commentatore. Dicevo, 2 anni fa abbiamo preso questa frase di mio papà, essere o apparire, e abbiamo proposto ai giovani questo tema, proprio i social, cioè il mondo dell'immagine. Tra l'altro questa frase è del 90, per cui è stata profetica di quello che sarebbe successo dopo. E siamo andati in 15 istituti con dei giornalisti della giuria, ma anche con i sociologi e psicoterapeuti che lavorano con i social, e abbiamo parlato, e tutti gli articoli di questi ragazzi, che sono stati circa 80, quelli che hanno partecipato al concorso, erano tutti sul tema social, sulle fake news e sul fatto che i social, noi siamo andati nelle scuole dicendo non è che vi diciamo che i social fanno schifo, i social ormai, tu quando parli con i 18enni sono parte della vita. Ma neanche Facebook è una cosa da vecchi. Cioè noi quando andiamo a parliamo con ragazzi di 18-19 anni, Facebook non esiste, ma non esistono i giornali. Cioè loro hanno Instagram e TikTok, poi i più evoluti hanno altri canali. Quindi adesso noi andiamo nelle scuole da quest'anno, l'abbiamo già fatto l'anno scorso, e portiamo i vincitori del premio degli scorsi anni che adesso scrivono, che hanno una visione che non è neanche la mia che ho 50 anni, ma è la visione di un ragazzo di 20 anni che si è approcciato a una redazione e che stanno sviluppando i social. Lì c'è un mondo gigantesco, complicatissimo, è una battaglia, però noi stiamo cercando, come diceva lei, in tutti i modi di incanalare questo, perché è ovvio che non possiamo proporgli di fare il Gazzettino di Lago nel 2025. Anche perché nessuno li assumerebbe. Sì, appunto. È vero. Esatto. I giornali è quello di licenziare, non di assumere. Sì. Perché poi basta far scrivere quelli esterni, che paghi pochissimo, non sono dipendenti. Ma tu non sei un esterno qualsiasi. Credo però, per come ricordo Giorgio, che lui con la sua vivacità mentale, con il suo spirito di curiosità, se si fosse trovato, era lontano dalla tecnologia, credo che il computer come l'abbia usato negli ultimi anni, e immagino anche con risultati non entusiasmanti. Però credo che lui avrebbe sicuramente cercato di capire questo mondo, perché era proprio nella sua natura. Arriva un fenomeno nuovo, non è che lo ignori, lo cavalchi. Ma con internet è stato così. Lui era incapace di usare il computer e ci chiedeva di insegnargli a usare il computer, perché subito appena è arrivata internet si è reso conto della potenzialità incredibili di questo mezzo, e quindi era curiosissimo e ha imparato con grande fatica, perché lui insomma scriveva con la Olivetti fino al 2000. Tutti siamo partiti così. No, ma lui ci è arrivato anche nel 2000-2001, perché ha scritto solo gli ultimi 3 anni purtroppo col computer, ma l'importanza di internet, mi ricordo che noi internet
e l'inglese. Cioè questo era un mantra in famiglia. E il dialetto, perché E il tuo papà dialetto. diceva che bisogna imparare 3 lingue a scuola. Il dialetto. Italiano, dialetto e inglese. Certo. E anche questo era una Ma sulla una tecnologia visione. lui era assolutamente aperto. Dopo io non posso dire cosa lui adesso avrebbe fatto con i social, questo non lo so, ma sicuramente avrebbe cercato di sfruttarli con una grande apertura mentale. Di capirli, non di, Di capirli, metterli di da parte. capirli. Cambiamo pagina. Tu sei anche sportivo, Massimo, ti interessi di calcio, mi pare, no? Tifo Milan, no? Di tutto. So che ma leggevi il Giorgio Lago, giornalista sportivo? Leggevi il Giorgio Lago, giornalista sportivo? No, non l'ho letto quando l'ho conosciuto, ormai faceva soltanto politico, ho letto le cose sue lì, ma non... Perché prima non toccavi il Gazzettino. E come No, non lo toccavo. A casa entrava, lo dovevo comprare, a casa entrava il Gazzettino. Sì, è uguale, la storia è quella. Cioè, entrava per sapere chi è morto. Su questo eravamo credibili. Eravamo morti, credibili su questo. Il paginone dei morti e lì questo è morto. No, ma era un'altra cosa. Sì, Giorgio ha trasformato quel giornale in modo... Io credo che non ci sia un esempio di un giornale con una lunga storia, poi una tradizione, così, che subisce una trasformazione, un cambio di linea politica, culturale così radicale. No, è stato un fenomeno assoluto. E questo però è anche l'intelligenza della proprietà, Sì. Che è la stessa proprietà che prima le aveva dato a Selva. Quindi sì, tu hai detto non vendevano più, andava male, ma non basta. Cioè avevano capito che era cambiato il mondo, che c'era stato il 90, che c'era stato... Cioè è una proprietà abbastanza intelligente, no? Sì. Poi non so bene perché poi... cosa è successo nel momento in cui Giorgio ha lasciato, ma forse era tanto lui. Sai, tutte le storie, no tutte, molte storie d'amore poi hanno anche una parabola discendente. Non sta a me spiegarlo, se Francesco vuole dire qualcosa su questo, perché io posso solo dire che noi da giornalisti del Gazzettino abbiamo sofferto nel vedere che il nostro capo è passato con i nostri, tra virgolette, avversari. È stato un colpo forte. Beh, è stato un colpo forte anche in famiglia, devo dire. Ma credo che abbia avuto influenza anche la politica, il fatto che lui volesse continuare a fare il giornale libero, ed era una libertà che a qualcuno dei proprietari cominciava a sembrare eccessiva, e Giorgio ha detto, che era sempre quello detto fino all'inizio, o faccio quello che voglio fare o non ci sto. È questo che ti volevo appunto far dire, appunto. Dirlo subito. C'è stato un certo momento che la posizione di Lago era troppo diversa, diciamo, rispetto alla linea politica media della proprietà, no? Era andato oltre quello che il Guinzaglio, che comunque la possibilità aveva di manovra. Anche perché mi pare che Giorgio cessi col Gazzettino nel 96. No, sì. Dopo. No, 96. 96? Lo facevo un po' più avanti. Sì. Ha fatto 12 anni dall'84 al 96. Beh, insomma, era l'epoca in cui ormai si era affermato Berlusconi, certo. Insomma, diciamo così. Certo. Esattamente. E quindi è lì che si è rotto non bisognava esagerare. Va bene. Ti chiedevo dello sport, se poi perché volevo arrivare a Francesco a chiedergli come mai finalmente avete deciso di far sapere a tutti quanto era bravo a scrivere di sport Giorgio Lago. Tra l'altro, scusami, non l'abbiamo citato. Il grande giornalismo sportivo, il grande giornalismo sportivo italiano, insomma, i due che leggevo stabilmente, Brera, Clerici, cioè basta questi due nomi, insomma, e Giorgio è stato un allievo di Brera. Giornalismo sportivo eccezionale, no? Sono i pezzi di Clerici, i pezzi di Brera sono dei capolavori di giornalismo, come i pezzi di Giorgio che ho letto, li ho letti postumi, sì, ma sì, insomma... certo. Ma anche postumi hanno un forte significato, perché ti fanno capire.
No, volevo dire... Una grande tradizione, che non so se in altri paesi c'è una tradizione di grande giornalismo sportivo. Probabilmente sì, non lo so, conosco, non so. Però da noi abbiamo delle firme sportive che sono dei veri scrittori, mi viene in mente anche Arpino per esempio, Ghirelli, cioè gente che... no, volevo dire, mi stavo anche perdendo, mi stavo dimenticando di citare i curatori, perché Francesco Lago è un curatore, ma l'altro curatore, quello che da sempre è un po' la vestale di Giorgio, è Francesco Iori, sì, che non è qui presente, è un grandissimo giornalista, grandissima persona e ha fatto un grandissimo lavoro. E tra l'altro apre il suo intervento, la sua introduzione con una frase che secondo me è proprio l'emblema di Lago. Era il direttore dalla porta sempre aperta. Ed era questa la verità. Tu entravi in redazione, andavi da Giorgio, le segretarie di Lago impazzivano, qua ce ne sono un paio che hanno lavorato con lui e lo sanno benissimo. Cioè non riuscivano a stargli dietro perché tu pensavi che avesse una persona e invece ce n'era un'altra. Andavi dentro e magari trovavi Turoldo oppure trovavi un tipografo che gli chiedeva ma Giorgio, perché lo chiamavano Giorgio, ma c'era rigore o no con l'Inter? E andavano da lui, capisci che era il direttore. Com'è che avete deciso di recuperare questo importantissimo capitolo della sua carriera? Ma allora, come avete fatto? Che non è facile poi. Intanto non voglio assumermi i meriti che non ho, perché io ho fatto il lavoro sporco. Io ho fatto il lavoro proprio in cantina, di archiviazione, poi tante persone, tra cui Lucia Rabar, che è stata fondamentale perché ci ha dato la prima raccolta di articoli di mio papà. Ho pian piano cominciato a archiviarli, sono quasi 12.000 e sono tutti nel sito dell'associazione Amici di Giorgio Lago, archiviati per anno e anche per ricerca, perché lui scriveva ogni giorno e non aveva tenuto gli articoli, per cui è stato un disastro. Lo racconto nell'introduzione, una delle cose più belle è stato che dopo qualche anno davamo per persi tutti gli articoli degli anni 60, primi 70, e negli scatoloni in cantina mio nonno, a un certo punto apriamo questi scatoloni e troviamo tutte le pagine di Supersport, Tutto Sport, il Gazzettino, cerchiate con tutti gli articoli. È stata un ritrovamento incredibile e da lì abbiamo cominciato a digitalizzarli, copiarli e tutto. Ma poi io ho fornito questo materiale già selezionato, perché qui sembrano tante 500 pagine, ma si potrebbero fare delle enciclopedie con quello che ha scritto mio papà, per cui ho dato questo materiale grezzo a Francesco Iori, che poi assieme all'editore sono stati bravissimi a dargli una forma. Io ovviamente poi non ho partecipato ai particolari di come è stato redatto il libro, perché non me ne intendo. Io ho selezionato gli articoli per generi. Io erano anni che insistevo sul fatto dello sport, e che avendo una matrice all'interno dell'Associazione Amici di Giorgio Lago e col centro studi Giorgio Lago dell'università molto appunto universitaria, loro tendevano sempre ad avere un occhio di riguardo a tutta la parte politica, ma io ho insistito fino a quando siamo riusciti a convincerli che la parte dello sport è una parte fondamentale, intanto perché abbiamo deciso di metterli in ordine quasi cronologico, perché si capisce l'evoluzione della scrittura di mio papà, perché ovviamente a 26 anni non scriveva come a 60, però già si vedono i tratti distintivi del suo scrivere, ma anche del carattere, perché io cito ad esempio il primo mondiale in Inghilterra, lui arriva a Milano nel 63, dopodiché Gianni Raifi, il direttore, si innamora di lui, dopo un anno è già a fare San Siro e dopo 2 anni viene mandato ai mondiali di calcio. Lui si è intestardito sul CT della nazionale e ancora prima della spedizione ai mondiali ha cominciato a tartassare il CT della nazionale scrivendo che era Edmondo Fabbri, che era un incapace. Magari l'avessero ascoltato. E quindi lui ha cominciato molto prima a tartassarlo, tanto è vero che nelle interviste dice che era l'unico giornalista che non veniva ammesso alle conferenze stampa da quanto Fabbri ce l'aveva con lui, e aveva 27 anni, circondato, come si diceva, da giganti all'epoca, i vari Brera, cioè. Per cui un novellino che arriva al primo mondiale, se la prende così,
ti fa già capire. Poi ha avuto ragione, perché c'è stata l'eliminazione con la Corea e lì tutti si sono resi conto di quanto anche illuminato... sì. Eravamo forti, ma eliminati con la Corea. Era uno squadrone potenzialmente. Per cui lì... eravamo non ci arriviamo neanche. È un miracolo adesso. Comunque ecco, già da lì si capisce, quando si leggono, a parte partite mitiche, qui c'è la famosa Italia-Germania 4-3 in Messico nel 70, lui c'era, la Coppa Davis nel 76 vinta dall'Italia nel Cile di Pinochet, lui c'era, e descrive anche la situazione politica. Infatti, come si diceva, quando il giornale lo mandava, lui stava via mesi, perché poi scriveva di altre cose, andava in giro. E poi, quando ha cominciato la direzione, non è che si è interrotto, perché dopo lui nell'86 ha commentato i mondiali, quando c'è stata la strage dell'Eisel nell'85 lui ha scritto sull'Eisel, ha commentato i mondiali del 90 e poi nell'ultimo periodo, dal 2001, ha cominciato a riscrivere di sport, a commentare di nuovo i mondiali e gli europei per il gruppo Espresso, scriveva il lunedì un commento, attingendo anche ai grandi ricordi degli anni da inviato, per cui lo sport ha caratterizzato tutta la sua carriera, oltre al fatto che era una grandissima passione, perché lo sappiamo, a casa non c'erano mezze misure, c'erano delle sfuriate incredibili su un rigore dell'Inter, oppure anche tantissimo sulla Formula 1. Credo che uno dei Senna pezzi... è stato un suo mito. Credo che tra i pezzi più belli che ha scritto sono i pezzi scritti alla morte di Senna. Sono meravigliosi, noi eravamo ferraristi, lui era per Senna, c'erano delle litigate in famiglia spaventose. Non era mai neutro, era sempre appassionato, che si parlasse di politica, dell'Inter o di Senna e della Formula 1, era sempre molto appassionato e aveva una posizione ben precisa. Mai banale. Sì, mai banale. Volevo anche sentire Pier Giorgio Baroldi. Hai qualcosa da dire? Sì, grazie. Innanzitutto volevo ricordare ai nostri ospiti che il libro è disponibile lì al banco in fondo alla sala, e quindi 502 pagine molto interessanti, appunto, di documenti e di testimonianze. E più che, come dire, stavo facendo una riflessione sulla prima parte dell'intervento del professor Cacciari in modo particolare, che come dire, sempre io definisco semplicisticamente suggestiva, appunto perché quando ascolto i suoi interventi spesso come dire, ci sono delle intuizioni poco conformiste, ecco, diciamo così, e quindi anche delle letture che spesso mi piacciono. Quindi io probabilmente all'epoca di Giorgio Lago, quando lui come dire, operava quale direttore, ero un po' distratto, sono sempre stato lettore del Gazzettino, non da quando ero in fasce, poco dopo, e continuo ad esserlo. E probabilmente non avevo colto bene le questioni, perché in realtà sembrava strizzasse l'occhiolino più alla Lega che ad altre cose. Poi sento che ha fatto la campagna per il professor Cacciari, di fatto, come dire, un po' non capisco più niente. Ho capito poi quali erano le sottigliezze e la diversità, ecco, rispetto a quelle che potevano essere colte come apparenti situazioni, ma era una sottigliezza che probabilmente come dire, era da cogliere e non si coglieva se non con i fatti e come dire, anche col senno di poi o a tempo passato, quindi con un'analisi più critica e più chiara. Ecco, in questo senso non so, professor Cacciari, se ha qualcosa da aggiungere.
È una battuta ovviamente, non è che Giorgio Lago prima ha fatto la campagna elettorale. Ma sì, ma senza dubbio alcuno, per tutti i motivi che ho detto, che non sto a ripetere. Sì, posso solo un accenno, io non sono un esperto di politica, ma uno dei video che abbiamo recuperato in questi anni che volevo portare è un video molto interessante, che a questo proposito sarebbe stato perfetto. È un video quando mio papà, Beppi Covre, il professore e Feltri sono stati invitati proprio nel pieno della questione nord, da Maurizio Costanzo a Roma. Sono state 2 le volte, una è stata questa che abbiamo visto nel video e l'altra invece è stata proprio a Roma. Lì c'è un intervento molto infervorato di mio papà, era il 96, in cui lui dice: c'è in atto la bicamerale, questi sono 3 mesi che parlano di tutto, e poi a un certo punto lui dice: è uscito D'Onofrio che ha detto sì, il federalismo, adesso vediamo, manca una settimana. E lui dice: ma come? Lui dice: il federalismo è lo stravolgimento totale del sistema Stato Italia, parla tra l'altro di presidenzialismo, in cui lui dice ci sta, ma ci sta, come diceva il professore, dopo, all'interno di una riforma federale. E lui cita più volte il Sud, lui dice: questa non è una riforma del Nord egoista. Lui dice: la riforma federale deve essere un'opportunità soprattutto per il Sud, che lui amava. Per cui poi quello che si è trasformato in autonomia, non parliamo del secessionismo che lui ha condannato in modo nettissimo, ma anche la stessa autonomia non gli sarebbe piaciuto. Cioè l'idea sua era quella di una riforma federale totale, profondissima dello Stato, come diceva il professore. Mi dispiace di non aver portato quel video, perché lì sono 3 minuti in cui si riassume molto chiaramente tutto il suo pensiero. Infatti quando veniva accusato di essere leghista, lui dice: sono laghista, casomai. Non ci sono dubbi, lui era profondamente veneto, perché proprio la sua appartenenza regionale era fortissima, l'ha scritto, l'ha spiegato tante volte, ma era anche profondamente italiano. Cioè, le due cose potevano benissimo coesistere. Io tra l'altro, che ho avuto la fortuna di partecipare alle riunioni di redazione con lui, avere immensa giornale, cioè, non ricordo mai una volta che da parte sua siano uscite parole di questo contro l'Italia, contro, cioè, secessionista, assolutamente mai, cioè, neanche in Camera Caritatis, cioè, era un pensiero che proprio non lo toccava minimamente, non fosse altro che c'era la nazionale italiana. Infatti lì, dato che era a Roma, lui a un certo punto dice: ma noi ce l'abbiamo con Roma, ma non è che ce l'abbiamo con i romani. Cioè, noi i romani sono un popolo fantastico. Lui dice: noi ce l'abbiamo con Roma, il simbolo della burocrazia ministeriale in cui i funzionari contano 1000 volte più dei ministri, in cui non si riesce questa melma burocratica che blocca il paese e le riforme. Lui assolutamente, anche in famiglia posso testimoniare, non ha mai avuto un motto anti-meridionale, anti-sud, anti-romano. Anzi, lui adorava Napoli, Roma, erano città che poi con lo sport frequentava sempre. Ricordo che la prima volta che lui è uscito dal giornale da direttore per fare un servizio, che è abbastanza insolito perché i direttori mandano gli altri a fare i servizi, loro stanno in plancia di comando, è stato quando Maradona ha esordito nel Napoli al San Paolo. E ricordo che in redazione si è posto un problema banale, ma comunque diciamo metodologico. Quando un giornalista va in trasferta va fuori, si scrive dall'inviato. L'inviato è dal direttore che viene inviato, ma quando il direttore è in trasferta cosa si scrive? C'è stato un dibattito e poi i vecchi del mestiere hanno detto che in questi casi si scrive dal direttore. Quella volta lì è uscito sì, perché da San Paolo, era appena diventato direttore e lui però non ha disdegnato di andare a San Paolo a vedere Maradona. Tra l'altro, e qui anche l'intelligenza di Giorgio, lui non ha cominciato subito
a scrivere fondi politici, a prendere posizioni. L'ha fatto gradualmente, ha voluto prima capire, conoscere, vedere le cose e poi ha cominciato a farsi sentire, a tirare fuori la sua personalità, il suo carisma. Ma per alcuni mesi è stato silente ma non dormiente. Tra l'altro, vabbè, tanto per fare una battuta, mi diceva ieri Sergio Frigo che ci siamo sentiti perché appunto la prossima settimana siamo ad Erzo a presentare il libro con lui, che mi raccontava un aneddoto che quando mio papà è passato dallo sport alla direzione del Gazzettino, a un certo punto, dopo 6-7 mesi, va al bar e come al solito lo avvicinavano, tanto gli davano tutti del tu così, arriva uno e gli fa: "Oh Lago, ma non tu scrivi più per il Gazzettino?" E lui gli fa: "No, cioè, no, perché? Ah, non te leso più? Leggevo sempre lo sport dell'Unido, dove sei stato sparito? Sei andato da un'altra parte?" No, gli fa: "Guarda che veramente scrivo in prima perché sono diventato direttore." E questo non è che gli ha fatto i complimenti, gli ha detto vabbè, ma politica a me non mi interessa. No, ma questo dimostra che c'era anche una parte di lettori che, non dico che comprassero il Gazzettino per Lago, ma comunque che sì. nel Gazzettino cercavano Lago. Tanti ci fanno i complimenti per gli articoli sportivi. Ma devo dire che ne ho letti parecchi e sono davvero belli, anche perché ti fanno rivedere questi personaggi che da bambino conoscevo dalla televisione o dai giornali, Gipoviani, Sì. Rocco, Herrera, cioè vedi quel mondo che era il mondo che una volta sembrava inarrivabile, lui ce lo racconta in maniera deliziosa. Bene, chiudiamo con questa speranza. Direi un grosso applauso a Massimo Cacciari che è sempre un piacere ascoltare ed è sempre un punto di riferimento culturale, di pensiero, che in questa città serve, non è che ci sia abbondanza. Detto ciò, credo che sia il momento di chiudere. Io ringrazio i presenti, ringrazio Massimo Cacciari, ringrazio Francesco Lago e Pier Giorgio Baroldi e ringrazio Giorgio Lago per quello che ci ha lasciato e per quello che ha fatto e per quello che ha contribuito per il nostro nord-est. Cioè, purtroppo non ce ne sono tanti neanche di Giorgio Lago. Grazie.